Onorevole Santuzza, secondo lei da dove si deve partire per dare veramente una grande spinta al Friuli per uscire da una situazione di stallo, di crisi in cui versa attualmente? Si deve riattualizzare, cioè rileggere alla luce della modernità del giorno d'oggi tutto il corpo legislativo che abbiamo preparato per la ricostruzione, perché in quel corpo legislativo c'è una serie di leggi, è previsto tutto, le infrastrutture, l'università, i centri di ricerca di Trieste, l'unità regionale, l'università di Udine, tutto c'è, basta riprendere le carte in mano e vedere come aggiornarle. L'urgenza, secondo lei, la principale qual è? Beh, è quella dello sviluppo finanziario ed economico, perché abbiamo una serie di crisi industriali grossissime che non si dicono ma ci sono. E poi c'è il problema di trattenere qui i giovani che studiano e poi se ne vanno. Devono rimanere qui ad arricchire il territorio e l'altra urgenza è di far capire che esiste una piccola patria che è il Friuli e che va tutelata.